La fiera di Ollastra, i giovani ci sono sempre e ci saranno sempre perché è sentita, è tramandata dai genitori e poi anche il mondo agropastorale, per fortuna abbiamo dei giovani che stanno intraprendendo il mestiere dei loro genitori. La fiera di San Marco è storica, è la 168esima edizione quest'anno, certificata, poi magari avrà anche più storia. Dall'anno scorso abbiamo valorizzato le razze autoctone sarde e quindi siamo alla seconda edizione. Sono convinto che l'anno prossimo investiremo ancora delle risorse per creare ancora più spazi per quanto riguarda la presenza degli allevatori, perché non me l'aspettavo. Veramente abbiamo fatto un bando lampo e abbiamo riempito subito tutte le caselle. L'artigianato è principe alla fiera, chi fa il pellam è molto importante per l'agricoltura, chi i campanacci. Se mancano questi artigiani non esisterebbe neanche la fiera di Ollastra. E domani posso dire che ci sarà un'altra bella tavola rotonda che riguarda gli allevatori. Dobbiamo cercare di capire come poter arrivare a far capire agli allevatori delle semplificazioni affinché non investano e restano appesi a questo contributo che ci passano non mesi ma anche anni. È giusto che le tavole rotonde informino la gente, mettiamo a confronto i massimi esponenti regionali che vengono a spiegare ai piccoli artigiani o domani agli agricoltori com'è la situazione o cosa intende fare la Regione Sardegna con le varie categorie.